8 milioni di euro per le coste liguri colpite dalla mareggiata di fine ottobre, 2 milioni e mezzo a Santa Margherita Ligure. La cifra, spiega il sindaco, consentirà di completare i lavori al porto e di riaprirlo entro l'estate. Lavoro sempre più incalzante, costi elevati, pochi medici rispetto alle esigenze. Le fatiche degli operatori sanitari del territorio ascoltate dal Vescovo, domenica messa in cattedrale per la giornata del malato. Il Papa ha dedicato l'udienza al viaggio negli Emirati Arabi, ha invitato a leggere il documento per la fratellanza firmato con il grande imam e ha precisato è stato scritto nel solco del Concilio Vaticano II. Dona un farmaco a chi ne ha bisogno. Torna sabato la raccolta del banco farmaceutico. Sarà possibile donare medicinali da banco agli enti caritativi del nostro territorio. Scherma, 200 atleti in pedana per i campionati regionali assoluti e il Gran Premio Giovanissimi. Nuova collaborazione della Chiavari Scherma con il comune di Cogorno che ha ospitato l'evento. Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra informazione. Sono stati ripartiti gli 8 milioni di euro stanziati dal governo nella legge di stabilità per le opere di difesa a mare che sono state coinvolte dalla mareggiata di fine ottobre. Due gli interventi più significativi che verranno finanziati, il primo a Santa Margherita Ligure e il secondo alla diga di Oneglia a Imperia. Ma facciamo il punto nel primo servizio di oggi. Sono 30 gli interventi previsti in tutta la Liguria ritenuti prioritari per la difesa della costa. Gli 8 milioni di euro sono stati ripartiti dalla Regione sulla base di una graduatoria della Protezione Civile. I fondi consentiranno il ripristino, la progettazione e il potenziamento di dighe, moli e scogliere colpite dalla mareggiata di fine ottobre 2018. Per il Tigullio 2 milioni e 470 mila euro è la cifra assegnata a Santa Margherita Ligure per i lavori di protezione del litorale, al porto e per i dragaggi. Rapallo potrà contare su 500 mila euro per mettere in sicurezza le scogliere dei moli del Porticciolo, del Castello, il lungomare Vittorio Veneto e San Michele di Pagana. Previsti poi 450 mila euro per gli interventi alla scogliera di sostegno alla passeggiata mare e sui pennelli nel comune di Lavagna. 120.000 andranno a Moneglia, 100.000 a Sesti Levante, investiti nella ringhiera di accesso all'Arenile, sui pennelli a mare e per il ripascimento delle spiagge. Infine 90.000 euro a Sori e 80.000 per il comune di Bogliasco. Gli 8 milioni ripartiti si aggiungono a quelli già stanziati dalla Protezione Civile Nazionale per le somme urgenze e al 1,5 milioni di risorse stanziate dalla Regione per Portofino. A Santa Margherita Ligure, dunque, la cifra è stata accolta con grande gioia e sorpresa. 2,5 milioni di euro che ci permetteranno di fare il lavoro più importante per poter riaprire il porto entro l'estate, ha dichiarato il sindaco Paolo Donadoni. È la terza tranche di lavori, dopo quella assegnata dal Comune direttamente e quella stanziata dal Provveditorato delle Opere Pubbliche. È già partito l'intervento di Santa Margherita Ligure, curato direttamente dal Comune, per il ripristino di Piazzale Cagni e la risistemazione delle colonnine, affinché gli ormeggi tornino funzionali. Adesso parte anche il cantiere del Provveditorato, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, 600.000 euro per sostanzialmente chiudere il buco della spezzatura che c'è a metà del porto e cominciare i lavori di messa in sicurezza e di protezione. È un segnale importante che a 3 mesi dall'evento già cominci il lavoro di risistemazione e messa in sicurezza della diga foranea. A Santa Margherita Ligure inoltre è stato consegnato il cantiere per i lavori di restauro conservativo del portale del porticato di Villa Durazzo. L'intervento partirà nei prossimi giorni. Costi elevati, lavoro sempre più incalzante, pochi medici rispetto alle esigenze. Sono alcuni dei problemi della sanità locale che sono emersi durante l'incontro promosso dalla Diocesi con gli operatori sanitari del territorio in vista della Giornata Mondiale del Malato. Il Vescovo si è messo in ascolto e ha promesso che l'appuntamento sarà ripetuto in futuro. La persona sofferente ha bisogno della competenza del medico, ma anche della sua tenerezza. Il tema della Giornata Mondiale del Malato è stato condiviso dagli operatori sanitari del territorio nell'incontro con il Vescovo. È stata anche l'occasione per ricercare i problemi a cui i medici oggi fanno fronte. Per esempio, i rapporti umani sono importanti e necessari, ma il tempo per coltivarli è davvero poco. Dare tempo al personale, che sia il medico piuttosto che l'operatore sanitario o l'infermiere, dare i tempi necessari per ascoltare la gente, per essere accogliente. La fatica della mole di lavoro a volte va a discapito di un rapporto umano, di condivisione di cose più profonde, a discapito delle relazioni.
C'è poi la questione dei costi. Anche nel Tigullio capita che i medici si sentano dire «non posso permettermi le medicine». Rischiamo che avremo una sanità di serie A per chi può economicamente e una sanità di serie B per chi non può. Dobbiamo cercare invece di mantenere quello che è il sistema sanitario fondato 40 anni fa. Se poi c'è chi vuole andare in clinica vada pure in clinica, però il sistema sanitario pubblico deve essere eccellente ed eccellente per tutti, non soltanto per gli abbienti. Un altro aspetto rilevato nel confronto con il Vescovo è quello dei giovani studenti di medicina che dopo i corsi universitari lasciano l'Italia. Ogni anno entra in medicina più di 10.000 studenti, ma poi non ci sono risorse necessarie per dare un adeguato numero di borse di specializzazione. Noi auspichiamo che vi sia un'inversione di tendenza per trovare una soluzione a questo problema e far sì che i medici che si formano in Italia possano continuare anche con la formazione post laurea e quindi possano restare nel nostro Paese. Dalla riunione sono emersi infine 2 messaggi di speranza. Il primo, la fondamentale presenza dei volontari in ambito sanitario, il cui stipendio, è stato detto, è il sorriso dei malati. Secondo, il desiderio di una Chiesa che faccia sentire la sua voce in campo medico. A volte ci sono sempre come degli atteggiamenti di sospetto e invece la Chiesa forse può contribuire a costruire relazioni di pace. Nella nostra diocesi la giornata del malato si celebrerà domenica 10 febbraio. Il Vescovo presiederà la Santa Messa alle 15:30 in cattedrale a Chiavari. La funzione sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 15. E sta per iniziare un nuovo corso di formazione organizzato dall'Associazione Volontari Ospedalieri Monte di Portofino. L'obiettivo è appunto quello di coinvolgere nuovi volontari. L'associazione presta servizio di assistenza e vicinanza agli ammalati nella struttura ospedaliera Nostra Signora di Montallegro a Rapallo e nelle residenze per anziani Pii Istituti e Centro Diurno a Santa Margherita Ligure e Conte Canevaro di Zoagli. Il corso si tiene nei locali dell'ospedale di Rapallo e a casa Monsignor Solimano a Santa Margherita Ligure a partire dal 15 di febbraio ogni martedì e venerdì per un totale di 8 incontri sempre dalle 16 alle 18. Per informazioni ed iscrizioni 335 809 3233. Papa Francesco questa mattina ha tenuto la tradizionale udienza generale in Aula Paolo VI e ha ripercorso il recentissimo viaggio negli Emirati Arabi Uniti, un paese che ha definito crocevia tra Oriente e Occidente, oasi multietnica e multireligiosa, luogo adatto per promuovere la cultura dell'incontro. Francesco ha messo a fuoco il senso del viaggio, parlando di una nuova pagina nella storia del dialogo fra cristianesimo e Islam, nell'impegno di promuovere la pace nel mondo sulla base della fratellanza umana. Francesco ha parlato del documento sulla fratellanza umana firmato con il grande imam di Al-Azhar e ha invitato a leggerlo e a conoscerlo per proseguire lungo la strada del dialogo. Sentiamo un passaggio della riflessione del Papa. Oltre ai discorsi ad Abu Dhabi è stato fatto un passo in più. Il grande imam di Al-Azhar e io abbiamo firmato il documento sulla fratellanza umana, nel quale insieme affermiamo la comune vocazione di tutti gli uomini e le donne ad essere fratelli in quanto figli e figlie di Dio. Condanniamo ogni forma di violenza, specialmente quella rivestita di motivazioni religiose, e ci impegniamo a diffondere nel mondo i valori autentici e la pace. Questo documento sarà studiato nelle scuole e nell'università di parecchi paesi, ma anche io mi raccomando, voi lo leggiate, lo conosciate, perché dà tante spinte per andare avanti nel dialogo sulla fratellanza umana. In un'epoca come la nostra, in cui è forte la tentazione di vedere in atto uno scontro tra le civiltà cristiana e quella islamica, e anche di considerare le religioni come fonte di conflitto, abbiamo voluto dare un ulteriore segno chiaro e deciso che invece è possibile incontrarsi, è possibile rispettarsi e dialogare, e che pur nella diversità delle culture e delle tradizioni il mondo cristiano e quello islamico apprezzano e tutelano valori comuni,
La vita, la famiglia, il senso religioso, l'onore per gli anziani, l'educazione dei giovani e altri ancora. Il tema del dialogo interreligioso è stato al centro anche dei colloqui che Francesco ha avuto con i giornalisti del seguito papale sull'aereo che lo ha riportato in Italia dopo il viaggio negli Emirati Arabi. Il Papa ha voluto consegnare alla stampa alcune precisazioni proprio relative al documento che è stato firmato ad Abu Dhabi. Il documento non si è schierato un millimetro dal Vaticano II, anche è citato lì alcune volte. Niente, il documento è stato fatto nello spirito del Vaticano II. È la precisazione che Papa Francesco ha voluto sottolineare durante il viaggio di ritorno dagli Emirati Arabi. Primo pontefice a visitare la penisola arabica e a celebrare la messa in quella terra, Francesco ha firmato il documento sulla fratellanza umana con il grande imam, ma ha voluto sottolineare il percorso che ha portato alla sua approvazione prima della firma congiunta. Il documento è stato letto e approvato da diversi teologi e anche dal teologo della Casa Pontificia. Se qualcuno si sente male, io lo capisco, no? Non è una cosa di tutti i giorni e non è un passo indietro, è un passo avanti. È un passo avanti che viene da 50 anni, dal concilio che deve svilupparsi. Il dialogo con i giornalisti è stato lungo e ha toccato diversi temi. Il Papa è stato sollecitato a parlare della lettera che Nicolás Maduro ha inviato alla Santa Sede. Questa lettera ancora non l'ho letta, questa che arriva, e vedremo cosa si può fare, ma perché si faccia, prendiamo l'ultimo passo, una mediazione, ci vogliono la volontà di ambedue le parti. Francesco ha sottolineato che la Santa Sede è già stata presente in Venezuela in passato. È stato partorito un topino, niente, fumo, no? Adesso non so, io vedrò quella lettera e vedrò cosa si può fare, ma le condizioni iniziali siano che ambedue le parti le chiedono. Le cattive condizioni meteo ed in particolare il vento forte della scorsa settimana hanno rallentato le operazioni preparatorie alla demolizione del ponte Morandi. In questi giorni però si lavora 24 ore al giorno con l'obiettivo di calare la trave del Moncone Ovest nella giornata di venerdì. Intanto a terra, sempre a ponente, sono stati assemblati i sistemi di scorrimento e le travi di supporto che verranno posizionati sul viadotto mediante l'utilizzo di una gru della portata di 400 tonnellate con un braccio di oltre 90 metri. Mentre sul ponte prosegue l'opera di rimozione degli elementi di carpenteria e la demolizione dei giunti stradali che permetteranno il taglio dei denti di appoggio delle travi. Fino ad oggi sono state rimosse oltre 2000 tonnellate di asfalto e New Jersey. A Levante, intanto, i tecnici hanno effettuato i primi sopralluoghi sul viadotto, mentre a terra sono state effettuate le prove di carico sulla piastra nelle aree dove andranno posizionate le torri di supporto. Già da oggi si prevede la realizzazione dei plinti di fondazione in cemento armato di 200 metri quadri ciascuno, dove vorranno posizionate le torri, che sono state preassemblate nei giorni scorsi in via Porro e in via Fillac. Lo abbiamo sentito anche nel servizio precedente riguardante la situazione della sanità. Ci sono persone in Italia e anche nel nostro territorio che rinunciano ad acquistare i medicinali perché troppo cari. Questa è una situazione drammatica sempre più frequente. Il banco farmaceutico vuole dare una risposta concreta fornendo farmaci da banco agli enti caritativi che si occupano di assistere le famiglie o i singoli che si trovano in situazioni di difficoltà. La giornata della raccolta del banco farmaceutico si terrà in tutta Italia sabato 9 febbraio, ma in alcune farmacie è già possibile donare ora. Torna la raccolta del banco farmaceutico sabato 9 febbraio nelle farmacie che hanno aderito nel nostro comprensorio. Iniziamo a ricordare quali sono i numeri di questa iniziativa.
I numeri di questa iniziativa sono: nel Tigullio hanno aderito 25 farmacie, a ciascuna farmacia è abbinato un ente assistenziale, quindi nel Tigullio gli enti sono il Villaggio del Ragazzo nelle sue articolazioni, e cioè Costa Zenoglio, Centro Chiarella e Centro Benedetto Acquarone. Poi abbiamo anche l'Istituto per il Baliatico, sempre qui a Chiavari, abbiamo a Lavagna la Fondazione Divina Provvidenza, a Rapallo abbiamo il CAV, Rapallo Santa e da quest'anno la Fondazione Somaschi. Quali farmaci si possono donare? Il 9 febbraio, il secondo sabato di febbraio, la GRF è dedicata alla raccolta dei farmaci da banco, quelli che non richiedono prescrizione medica. Il fatto che ciascuna farmacia sia abbinata ad un ente vuol dire anche che il farmacista è preparato e nello specifico suggerirà di cosa c'è più bisogno. Sì, è giusto. Ciascuna farmacia esporrà, oltre alla locandina che prova l'adesione di quella farmacia alla giornata di raccolta, esporrà anche il nome dell'ente a cui è stata abbinata. Ciò significa che i farmaci raccolti andranno a quell'ente specifico. Se si tratta evidentemente di un ente che assiste adulti, i farmaci saranno farmaci per adulti, altrimenti saranno farmaci pediatrici. Quindi materialmente chi entra in farmacia che cosa vedrà? Chi entra in farmacia vede dei volontari in pettorina che chiedono di donare uno o più farmaci da banco per i bisognosi, cioè chi non ha soldi per comprarsi i farmaci. Una persona su 5 nel 2018 ha rinunciato a cure sanitarie. Quindi il paradosso è questo: chi non ha soldi non può fare prevenzione, si ammala di più e di conseguenza ha più bisogno di farmaci. La novità di quest'anno è che in alcune farmacie si può già donare prima della giornata di sabato. Sì, quest'anno è stata data questa possibilità. Se il farmacista vuole, può iniziare la raccolta già da questi giorni. La scuola media Dognocchi di Lavagna ha aderito al Safer Internet Day, una giornata di sensibilizzazione promossa con il supporto della Commissione europea per un uso più sicuro e responsabile del web. In questa occasione il Ministero dell'Istruzione ha invitato le scuole ad organizzare eventi destinati agli alunni e alle famiglie con l'obiettivo di promuovere il bullismo e il cyberbullismo a scuola. La scuola in questo senso ha sposato il progetto Posta con i guanti, con lo scopo di far riflettere i ragazzi non solo sull'uso consapevole della rete, ma soprattutto sul ruolo attivo di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. Nel corso della mattinata gli alunni di tutte le classi hanno appeso al cancello della scuola un loro guanto, simbolo di protezione e di calore, sinonimo di attenzione e cura nelle relazioni quotidiane. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire titola Messa del Papa nella culla dell'Islam, fede e amore. È stata la prima Eucaristia in pubblico nella penisola arabica. Il testo sulla fratellanza nello spirito del Consiglio è approvato dai teologi. Reddito non basta. Le realtà cattoliche in audizione al Senato, si rischiano maggiori diseguaglianze e intanto l'ex ministro Savona va alla presenza della Consob. Fiducia sul DL semplificazioni, l'analisi sulla TAV consegnata a Parigi. E intanto domenica si va a votare in Abruzzo, voto regionale in Abruzzo, un test per la maggioranza. E sottoleggiamo reportage dalla Grecia, a Lesbo i profughi traditi dall'Europa. Andiamo a leggere appunto tra i profughi traditi dall'Europa nel campo di Lesbo, dove migliaia di persone aspettano di entrare da rifugiati nel vecchio continente. Si vive al gelo in baracche e container, ora di fila per un pasto. ONG e medici, la situazione ormai è al limite. Fatima è incinta, ma per lei la visita al pronto soccorso dura pochissimo, le cure dipende tutto soltanto da dottori volontari e controlli assenti. Chi vuole entrare qui può farlo. Secolo XIX, in arrivo un conto salato per lo stop alle trivelle, le aziende fanno causa, lo Stato rischia di dover pagare penali di miliardi ai colossi dell'energia e poi la corsa verso quota 100, arrivano le domande con opzione di dietrofront. Papa l'abbraccio di 180.000, la donna non è di seconda classe e poi la prima serata del Festival di Sanremo, Bisio scherza su Baglioni, anarchico. TAV, dall'analisi costi-benefici una perdita di 7 miliardi, consegnato questa analisi alla Francia. Intanto il Ponte Morandi in 7 ore giù il primo pezzo da 900 tonnellate.
Ocasio-Cortez, Trump si batte senza scendere a patti con il nuovo leader dei democratici. E poi andiamo nel nostro territorio, ATP mette in moto per il Levante 24 nuovi autobus più verdi nei trasporti, e il caso del liceo Davigo Nicoloso, Chiavari aule del linguistico nel seminario vescovile. Andiamo a vedere nella pagina del Levante, la città metropolitana, nessuno spazio sottratto ad altre scuole, e l'assessore regionale Cavo ringrazia la diocesi, ma la collocazione definitiva deve essere ancora individuata dopo il primo anno. Il corso completo del liceo richiederà ovviamente ben più di 2 sole aule. Ancora dal secolo XIX, ma a Sestri Levante, dove si dedica un'area giochi ai diritti dell'infanzia, e quella che sorge poco distante dalle gallerie di Sant'Anna, omaggio ai 30 anni della Convenzione di New York, il 20 novembre cerimonia nello spazio ludico di Sant'Anna. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Torniamo sulla notizia di apertura, la ripartizione dei fondi ai comuni del territorio che sono stati colpiti dalla mareggiata di fine ottobre 2018. In mattinata è arrivata anche una nota del comune di Rapallo. Rapallo, lo ricordiamo, riceverà 500.000 euro, fondi che serviranno per il ripristino della passeggiata a mare. Auspichiamo, sottolinea il sindaco Carlo Bagnasco, che in tempi brevi arrivi dagli enti sovraordinati il finanziamento più rilevante e fondamentale, quello che servirà per il livellamento del golfo. Intanto, fa sapere il Primo Cittadino, nei prossimi giorni dovrebbero finire le operazioni di scavo intorno all'imbarcazione Suegno, che quindi potrebbe essere rimossa nei primi giorni della prossima settimana. In contemporanea, conclude, si procederà con il solco per consentire la rimozione delle imbarcazioni arenate sul lungomare. È tutto, a te la linea Emanuela. Grazie, siamo allo sport. Si sono conclusi con grande successo il campionato regionale assoluti e il Gran Premio Giovanissimi, ospitati nello scorso fine settimana a Cogorno. L'evento, organizzato dalla Chiavari Scherma, ha visto la partecipazione di circa 200 atleti provenienti da tutta la Liguria. È stata la prima volta che si è svolta una gara di scherma nell'impianto sportivo San Martino del comune di Cogorno, con cui la Chiavari Scherma ha instaurato quest'anno una nuova collaborazione. L'allerta meteo non ha dissuaso le quasi 200 persone presenti alle 2 giornate dedicate alla scherma nell'impianto sportivo di San Martino a Cogorno. Nel fine settimana si sono disputate le gare del campionato regionale assoluti e del Gran Premio Giovanissimi. Per la Chiavari Scherma i risultati sono stati soddisfacenti, con un primo posto nella categoria bambine fioretto femminile di Aglaia Tassano, terzo posto per Chiara Bavestrello nella categoria giovanissime spada femminile, Carlotta Conto nelle categorie allieve spada femminile e Lorenzo Tabone nella categoria giovanissimi fioretto maschile. Quinto posto nella categoria giovanissimi spada maschile per Gabriele Repetto. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno trovato un accordo con il comune di Cogorno per ospitare l'evento. In questa fase dove il Palazzetto dello Sport a Chiavari sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, è stato un po' un impegno nostro quello di trovare delle strutture alternative sul territorio che consentono nuove collaborazioni, consentono anche di proporre la scherma sul territorio e anche nell'entroterra. Ringraziamo la Chiavari Scherma per questa opportunità e sicuramente non sarà l'unica, perché abbiamo già avviato una stretta collaborazione e probabilmente potrebbe essercene altre manifestazioni più avanti. Tra le atlete di spicco della società verde blu da segnalare il terzo posto nella categoria assoluti spada femminile di Alice Cassano. Lo prendo come allenamento per migliorare giorno per giorno. E allora per la stagione il proseguo? Allora, c'è la seconda prova open e di qualificarmi per la finale assoluta, e poi abbiamo i campionati italiani A1 a squadre a Palermo a giugno e poi io ho dei circuiti europei da fare per cercare una convocazione per l'Europeo Under 23. Con la scherma termina questa edizione di Tigullio Oggi, la prossima andrà in onda alle 19:15. Trovate le notizie aggiornate sul nostro sito teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.